preoccupati per le chiusure di locali e negozi nell'area M9 del centro di Mestre, pronti a sostenere un calendario di iniziative per evitare nuove chiusure. Oggi a Venezia un poliziotto eroe di 29 anni in servizio al nucleo ordine pubblico, mettendo a repentaglio la propria vita, ha impedito ad una ragazza di 20 anni di compiere un gesto estremo. A Sottomarina, maxi sequestro di 100 kg di alimenti non tracciabili e mal conservati per un valore di 20.000 euro. I carabinieri multano 2 chioschi e un bar sul lungomare. Casolare a fuoco a Eraclea all'interno di un'azienda agricola, danni ingenti alla struttura, ma per fortuna nessun ferito. Presentati ufficialmente i candidati in Veneto per Fratelli d'Italia, l'ex magistrato Carlo Nordio contro gli sprechi nel settore della giustizia, troppi soldi spesi, dice, per le intercettazioni. Presentati a Padova anche i candidati di Più Europa che correranno in Veneto, il segretario della Vedova lancia la priorità, dobbiamo fermare la destra sovranista. Alla Mostra del Cinema oggi era il giorno del primo film italiano in concorso, Bone Sandal del regista Luca Guadagnino, fans scatenati all'arrivo del cast e di Timothée Chalamet. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e province. Allora, in primo piano quello che sta succedendo nell'area dell'M9 a Mestre. La priorità è quella di rilanciare gli spazi culturali e commerciali, e questa è la sfida per Comune e Confesercenti. Eventi culturali, negozi, mostre, turisti. La città si aspettava tutto questo dagli spazi dell'M9 per un centro di Mestre che doveva rilanciare la sua immagine e la sua prospettiva economica. Invece alcune attività commerciali, negozi, bar, ristoranti, come abbiamo registrato nei giorni scorsi, hanno già chiuso e altri sono a forte rischio di abbassare le serrande. È un'area difficile, nel senso che abbiamo avuto dopo la pandemia sicuramente delle difficoltà, adesso si sta riprendendo alla grande tutta la città e quindi Mestre rifiorisce, quindi molto probabilmente una serie di iniziative potrebbero sicuramente rilanciare anche l'area dell'M9. Il ruolo del comune può essere importante, è disponibile a intervenire, ma non può certo prendere decisioni che spettano alla proprietà. Il comune può solo tendere la mano e cercare di aiutare quello che si può fare per coinvolgere un po' tutte le attività, perché sicuramente quando una persona mi dice di realizzare qualcosa, io da assessore alle attività produttive e commercio sono sempre pronto ad aiutare e cercare di finalizzare la cosa. Anche le associazioni di categoria seguono da vicino la vicenda. L'area commerciale, per andare bene, doveva essere già tutta occupata con delle attività di eccellenza. Questo diventava un motivo d'attrazione, un magnete, e tutte le attività ne godevano. Funziona così in un'area commerciale, uno va per un'attività, ne vede un'altra e entra anche dentro l'altra. Qui purtroppo è partita con un deficit. Nello stesso tempo non è stata adeguatamente supportata dai flussi dell'area culturale, che è in difficoltà. L'annuncio di voler aprire attività direzionali, uffici e altro è positiva, ma non basta. Qui la vocazione è commerciale. Quello che crea veramente i flussi è il movimento dei cittadini, se vogliamo pensare anche delle famiglie, sono le aree commerciali. Questo è un posto vocato ad essere commerciale. Con numeri inferiori alle attese per l'area culturale, Confesercenti propone eventi culturali con contenuti che si aprono alla provincia anche oltre, e poi una comunicazione forte, efficace, che scuota la città, ma che ancora non sembra sufficiente. È una comunicazione adeguata che non c'è stata ad oggi sui contenuti stessi, e questo può aiutare l'area commerciale a far ripartire. L'assessore ha in programma un incontro con i titolari dello spazio dell'M9. In gioco ci sono una serie di iniziative per rivitalizzare l'area, sperando che non sia troppo tardi. Più culture ed eventi in piazza, ma anche disco pub per i giovani e manifestazioni che coinvolgano bimbi e famiglie. Sono solo alcune delle proposte per rivitalizzare Mestre, raccolte oggi tra centro e mercato cittadino. L'altra sera siamo uscite, c'erano pochissimi bar aperti, c'era pochissima vita. È da tanto che abiti qui in città? Una decina di anni, insomma. Abbastanza, insomma. E come l'hai trovata cambiata, Mestre, in questi 10 anni? Insomma, ci sono dei cambiamenti, però ci vuole ancora tanto da fare
per la sicurezza della città e per il bene dell'abitante. Qui in via Zorzetto tolte anche le panchine che erano alle mie spalle, al posto delle quali restano delle luci che illuminano la piazza, ma soltanto alla sera. Ma cosa fare per rivitalizzare la città e renderla più fruibile un po' per tutti? L'unica cosa ci potrebbe più che altro le forze dell'ordine controllare un po', io non sono razzista, più che altro per gli ex comunitari, che c'è sempre quel problema in via Piave. Mancano un po' di luoghi anche per i giovani, secondo me tipo i negozi, hanno chiuso un sacco di negozi anche alle barche e quindi per questo. Adesso tutti per esempio vanno alla nave, è vero, perché qui non ci sono tanti negozi per ragazzi, diciamo. Da lei, dal suo osservatorio qui del mercato, ha visto un cambiamento anche degli usi e costumi dei mestrini? Ho visto pochi mestrini e tanti stranieri ultimamente. Veneziani non ne vedo più. Non saprei proprio che fine hanno fatto. Io, fumatrice per esempio, penso che qualche cestino in più sia indispensabile. Mancano tanti eventi sociali, che sia per il fatto educativo. Secondo me bisognerebbe in qualche modo, non so, aprire, fare qualcosa, delle magari bar con musica all'aperto, cose del genere per dare un po' di vita, perché sennò per muovere un po' la vita dei ragazzi anche. Poliziotto eroe questa mattina a Venezia, si tratta di un 29enne del nucleo ordine pubblico della questura di Venezia che, mettendo a repentaglio anche la sua vita, ha impedito ad una ragazza di 20 anni di compiere un gesto estremo. Le urla disperate della ragazza vestita del colore del sole irrompono in una Venezia colma di gente con gli occhi puntati all'insù. Sono le 11 del mattino. Oggi la ragazza sale lungo l'impalcatura della Chiesa degli Scalzi accanto alla stazione dei treni a Venezia e, attaccata alla sbarra alla sommità, si lascia pericolosamente penzolare nel vuoto. Ha appena 20 anni e forse soltanto ora che sta per cadere si rende conto che tra lei e la mano tesa del poliziotto che la tiene ancora in vita corrono 26 metri d'altezza. Il poliziotto che l'ha raggiunta con un tempismo da supereroe l'ha afferrata con altrettanta prontezza esattamente nel momento in cui la ragazza stava per lasciarsi andare, accingendosi a compiere l'irrimediabile. Azione che ha cambiato completamente direzione grazie al gesto dell'agente, comparso come un abbaglio che ha impedito di tramutare la vulnerabilità della ventenne nell'incubo più buio. Fatto tachicardico immortalato dal guazzabuglio di turisti e residenti che si trovavano sul posto tra l'Issa di Spagna, Santa Lucia e il Ponte degli Scalzi, con i video già virali sui social e il salvataggio accolto da forti e liberatori applausi. A Sottomarina, maxi sequestro di cibi non tracciati e mal conservati nei ristoranti e multe a raffica. È l'esito delle ispezioni di agosto dei Carabinieri di Chioggia. Alimenti non tracciabili, multati 2 chioschi, spiaggia e un bar a Sottomarina è l'esito dei controlli effettuati dai Carabinieri di Chioggia nelle ultime settimane. Le sanzioni sul lungomare e in viale Mediterraneo nel corso di una serie di ispezioni in cui è stato trovato complessivamente 1 quintale di alimenti non tracciabili e conservati in pessime condizioni nonostante fossero destinati al consumo finale. Si tratta di prodotti ittici, tra cui ostriche, tonno, gamberetti e filetti di pesce, assieme a salumi, carne mista, formaggi, dolci e verdure, tutto sprovvisto di etichettatura utile a stabilirne l'origine e la provenienza, rendendo quindi anche impossibile la tracciabilità di filiera. I generi alimentari del valore commerciale complessivo di quasi 20.000 euro sono stati sequestrati e avviati allo smaltimento, ad eccezione delle vongole rigettate nelle acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale. Le sanzioni imposte a ognuno dei titolari vanno dai 1.500 ai 3.000 euro. Casolare a fuoco ad Eraclea, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito.
Casolari a fuoco nella notte appena trascorsa ad Eraclea, in via Fagiana, l'incendio in una struttura che fa parte di un'azienda agricola, con l'intervento dei pompieri avvenuto nell'immediatezza del fatto intorno alle 3 del mattino, arrivati in forze con 21 operatori in totale, provenienti da San Donà di Piave, Portogruaro, Mestre e Caorle. Per le operazioni di spegnimento impegnati un carro schiuma, autopompe, autobotti e l'autoscala. Nell'incendio fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno bruciato una vecchia costruzione che era utilizzata soltanto in parte. Il piano terra era adibito a lavori di piccola manutenzione, mentre nella parte superiore c'era il vecchio alloggio un tempo abitato dal custode dell'azienda. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all'alba. Necessari ulteriori approfondimenti per accertare le cause del rogo. Siamo alla politica, presentati ufficialmente i candidati in Veneto di Fratelli d'Italia, presente anche chi non ha trovato spazio nelle liste come Formaggio, Berlato, Soranzo e l'ex consigliere regionale Dario Bonda appena entrato nel partito. La campagna elettorale di Fratelli d'Italia mette al centro l'energia. Il caro bollette è la priorità su tutto, servono soldi subito per aiutare famiglie e imprese. Perfino Carlo Nordio, il candidato più carismatico tra quelli veneti presentati a Mestre, non ha dubbi. Visto che oggi la crisi è essenzialmente economica e quindi la priorità è economica, si tratta di risparmiare tutti gli sprechi che ci sono nel mondo della giustizia, a cominciare dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, che costano 200 milioni di euro all'anno e con i quali si potrebbero assumere segretari e cancellieri per accelerare il corso dei processi, perché la lentezza della giustizia ci costa 2 punti di PIL all'anno, cioè ci costa circa 30 miliardi, una finanziaria. E quindi accelerando la giustizia attraverso anche il risparmio di queste spese possiamo non solo recuperare ma anche guadagnare. Un caro bollette che va affrontato subito ma senza creare nuovo debito. Sul caro bollette bisogna intervenire immediatamente, stanno arrivando bollette pazzesche che mettono in ginocchio le imprese, questo significa rischi di chiusura, rischi di perdita di posti di lavoro. Bisogna intervenire magari tagliando risorse che vengono sperperate come gran parte di quelle utilizzate per il reddito di cittadinanza. La nostra Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e se questa è la nostra base, bisogna difendere chi dà lavoro e quindi le imprese vanno sostenute ed aiutate a superare questo momento di crisi. In Veneto ci sono situazioni particolari, a partire da Venezia, unica al mondo, con una legge speciale che va sostenuta. Ha bisogno di rafforzare quella che già il legislatore in passato ha individuato con una legge speciale e che andrà rafforzata rispetto a quelle che sono le esigenze che abbiamo oggi e che avremo nel futuro. Imprese e famiglie vanno sostenute immediatamente. In Veneto, in particolare a Padova, hanno un valore enorme. Dobbiamo avere uno Stato che torni ad essere un alleato di chi fa impresa, un alleato delle famiglie, un alleato dei cittadini. Oggi, purtroppo, tante volte ha ragione, lo Stato invece è percepito come un nemico. C'è poi tutta la questione delle province più trascurate. Belluno e Rovigo aspettano le elezioni per avere risposte. Io sono bellunese, è evidente che la mia provincia è una provincia insieme a quella di Rovigo, per la realtà che per numero di popolazione è sempre poco rappresentata. Credo però che nel momento in cui riparta l'economia nazionale anche le province quelle ritenute a torto di serie B riprendano il loro corso. Quanto alla giustizia, l'ex magistrato si batterà per un processo più garantista, una giustizia rapida, la certezza della pena. Dato per probabile ministro, invece, Nordio ritiene di sentirsi più utile in una commissione parlamentare. Sicuramente la commissione è quella che propone e articola le leggi, quindi da questo punto di vista ho già detto che dovendo essere, se fossi eletto, la mia posizione più naturale sarebbe quella tecnica in una commissione. A Padova presentati invece i candidati in Veneto di Più Europa, in città anche il segretario della Vedova che dice dobbiamo fermare la destra sovranista. Punta sul Veneto Più Europa che candida in 2 collegi distinti per Camera e Senato nella nostra regione, Emma Bonino e Benedetto della Vedova. Presentati a Padova i candidati alle prossime elezioni del partito che è nella coalizione di centrosinistra e che punta al 3% per entrare in Parlamento e arginare le derive sovraniste della destra, ha spiegato il segretario nazionale. Il nostro obiettivo è di dare all'Italia e al Veneto una prospettiva di governo in linea con quella del governo Draghi, cioè un'Italia
protagonista tra i grandi paesi europei e non un'Italia antagonista dell'Europa come vogliono i sovranisti a partire da Salvini e Meloni, che vorrebbero un'Italia isolata, vorrebbero un'Italia non attiva a Bruxelles nell'interesse dell'Italia. Una squadra rimasta all'interno del patto con il PD per tentare di bloccare il centrodestra che, come è stato ribadito più volte durante la presentazione dei candidati di Più Europa, non è in grado di sedersi ai tavoli di Bruxelles. Più Europa candida anche esponenti del territorio come Giorgio Pasetto, Annalisa Nalin e Alberto Ruggin. Noi vogliamo portare la voce del Veneto, vogliamo portare la voce di un Veneto diverso, un Veneto aperto, un Veneto europeista, un Veneto che non limiti i diritti ma che sia avanti, che vada avanti sul fronte dei diritti, che aiuti le persone a vivere bene le loro diversità, ad essere accolte nella società, un Veneto che porti avanti le libertà nell'economia. Lavoro, il tema del caro energia ma anche quello dei diritti da tutelare. Siamo a Padova, quindi una città che è sempre stata in prima fila nei diritti ad esempio LGBT, la prima città a registrare le coppie di fatto, un modello di integrazione, una delle città che in Italia accoglie più migranti rispetto ad altre città, quindi un modello diciamo di società aperta. Questo è il modello che noi perseguiamo come Più Europa e vogliamo assolutamente continuare a portarlo avanti anche a livello italiano, a livello internazionale, perché il modello dei diritti, il modello di un'Europa democratica e liberale è quello che va contro ogni tipo di oscurantismo, autocrazia o brutti esempi come noi stiamo vedendo di Orban, Putin e che si aggirano anche spesso nei governi europei. È il momento di andare al Lido di Venezia per la mostra del cinema. Oggi è stato il giorno del primo film italiano in concorso del regista Guadagnino. Fans in visibilio davanti alla darsena dell'ex Casino per l'arrivo del cast. Una storia di cannibali è il primo film italiano in concorso a Venezia 79 del primo regista italiano Luca Guadagnino, ma dal forte respiro internazionale. Fu proprio Alberto Barbera, oltre 20 anni fa, a scoprire il giovane Guadagnino come regista, portandolo per la prima volta sul red carpet del Lido. Da qui, si può dire, è nata una stella. Anche per questo, nel cuore di Luca, Venezia ha sempre un posto particolare e privilegiato, a tal punto anche da fare uno strappo al protocollo e concedere una breve intervista dalla darsena dell'ex Casino. Il tuo rapporto con Venezia è sempre speciale. È meraviglioso, io amo questo festival, sono stato in questo festival così tante volte, è la mia terza volta in concorso, è il massimo della vita. Alberto Barbera è stato un tuo scopritore. Sì. E cosa vuol dire essere qui per te oggi? Celebrare questo film con questo cast meraviglioso, sono felice. Sei uno dei registi più amati anche in America, un regista internazionale. Cosa ne pensi di questo? Mi fa felice e mi rende orgoglioso del lavoro di tutti i miei collaboratori in questi anni. Puoi presentare brevemente il tuo film a chi lo andrà a vedere? Cosa ti ha colpito? Bonzenole è un film sull'amore e sulla impossibilità. Un cast stellare è sbarcato al Lido, con tutti in attesa per ore sotto il sole dietro le transenne, poi in delirio per l'arrivo di Timothée Chalamet, il più acclamato da tutti, per il secondo anno consecutivo a Venezia dopo Dune, e Taylor Russell. Il film uscirà nelle sale a novembre. Cosa ti ha ispirato? La sceneggiatura, devo andare. Ultimissima, se puoi fare un saluto ai nostri telespettatori di Antenna 3. Cari amici di Antenna 3, benvenuti a Venezia e andate a vedere Bonzenole a novembre al cinema. E dal 18 al 22 settembre in oltre 2200 sale cinematografiche di tutta Italia ci sarà la possibilità di andare al cinema e vedere tutti i film in programmazione ad un prezzo super scontato di €3,50. Per 5 giorni, dal 18 al 22 settembre, oltre 2200 sale in tutta Italia apriranno le porte al pubblico, consentendo agli spettatori di andare al cinema con un biglietto super promozionale al prezzo di €3,50. È la campagna Cinema in Festa, promossa dal Ministero dei Beni Culturali. Vedersi un film a casa da soli, magari anche in un bel televisore, è una cosa completamente diversa da vederlo insieme in una grande sala cinematografica con un grande schermo, un'esperienza collettiva che arricchisce tutte le persone. Per questo è importante che le sale tornino a vivere. E quindi per questa ragione il Ministero ritiene di dover fare il possibile per agevolare la loro esistenza, la loro sopravvivenza e anche possibilmente un loro sviluppo, un loro aumento del numero. Questa iniziativa è promossa dalle associazioni di categoria,
Anica, ANEC e Fondazione David di Donatello avrà una durata quinquennale e si ripeterà 2 volte l'anno all'inizio e alla fine dell'estate, quindi a giugno e settembre. È solo una delle azioni messe in campo dal Ministero. Segnalo una modifica al tax credit in favore delle sale cinematografiche, quindi un credito d'imposta che è riconosciuto sui costi di funzionamento, che prevede un sistema straordinario per il 2022 e per il 2023. Poi è stato previsto un fondo di 10 milioni che è volto proprio ad iniziative volte a favorire, a promuovere la fruizione in sala dei film cinematografici. Grande fiducia perché si tratta di un messaggio positivo. Il pubblico non è andato nelle sale per la paura della pandemia, per le restrizioni, e anche quando fu fatta una campagna precedente con delle immagini sorridenti dei nostri talenti che invitavano il pubblico ad andare in sala, purtroppo questo strideva con la realtà. Siamo gli unici testimoni di questi presidi che devono continuare a rimanere. Un fatto positivo nella difficoltà oggettiva del momento è che tutti riconoscono che non c'è cinema senza sala, e lo possiamo dire a voce alta da Venezia. Domenica mattina la celebrazione di beatificazione di Papa Luciani in piazza San Pietro, e cresce l'attesa per l'evento che Antena 3 seguirà in diretta. Stamani in Vaticano la presentazione ufficiale. Di Luciani metterei in evidenza 3 caratteristiche: sacerdote che pregava, che viveva poveramente e che si sentiva bene con la gente. In relazione alla povertà, si riferiva alla povertà dei sacerdoti, mia madre soleva citare talvolta Monsignor Luciani per dirmi che il sacerdote non doveva avere conti in banca o libretto di assegni. Un ricordo, quello del cardinale Beniamino Stella, che esalta le virtù di Papa Giovanni Paolo I. L'attesa beatificazione sarà celebrata in Vaticano con una cerimonia diversa rispetto alle consuete. Non sarà infatti il corpo ad essere portato a Papa Francesco, ma una reliquia. Nello specifico, uno scritto autografo appuntato su un foglio bianco risalente al 1956. Uno schema per la riflessione spirituale sulle virtù di fede, speranza e carità. Da prete, vescovo e pontefice è stato capace di manifestare attraverso la sua vita la tenerezza di un Dio misericordioso e materno. La santità di Papa Luciani è importante per la Chiesa e per il mondo di oggi, perché attraverso il suo esempio siamo richiamati al cuore della vita cristiana, all'umiltà e alla bontà di chi sa riconoscersi peccatore e bisognoso di misericordia, di chi vuole servire con dedizione generosa e con opere di bene gli altri, annunciando la gioia del Vangelo. Un percorso, quello della beatificazione, iniziato 19 anni fa e che domenica troverà compimento. Un evento importante per tutto il territorio, che è stato la casa del Papa del Sorriso. La nostra diocesi è una piccola diocesi, 180.000 abitanti, però in questi giorni vive veramente con intima gioia questo evento enorme che la riguarda. Dunque Antena 3 seguirà in diretta tutte le emozioni della cerimonia di beatificazione di Papa Luciani. L'appuntamento è per domenica dalle 10, ci collegheremo con la piazza di Canale d'Agordo in attesa del grande evento, poi dalle 10:30 la cerimonia da piazza San Pietro. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia in questo primo fine settimana di settembre. Vediamo insieme il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto la giornata di sabato si presenterà con un contesto piuttosto dinamico. Inizialmente avremo occasionali schiarite ma con tendenza ad aumento della nuvolosità. Precipitazioni isolate al mattino, dal pomeriggio via via più diffuse un po' dappertutto. Temperature in calo anche sensibile, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 25 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà in prevalenza asciutto in mattinata. A seguire invece frequenti temporali un po' dappertutto. Temperature minime sui 15-19 gradi, massime intorno ai 24-26 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà molto nuvoloso e nel pomeriggio, ma soprattutto in serata, saranno probabili rovesci o temporali. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 24-25 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia.